Sul lago di Garda, molto prima dei castelli che vedi oggi, si racconta di un re che ha perso tutto per un errore minuscolo. Si chiamava Ortnith, re potente, rispettato, ma ossessionato da una cosa: trovare una sposa perfetta. Per farlo accetta un aiuto strano, un essere che incontra nei boschi sopra il lago. Non è un bambino, è qualcosa di diverso. Un nano. Gli promette armi impossibili, un'armatura invincibile e una spada capace di tagliare qualsiasi cosa. Ortnith accetta e grazie a questo rapisce una principessa dall'Oriente. Errore, perché il padre di lei non attacca subito. Aspetta e manda un dono, 2 uova. Dopo un anno si aprono. Draghi iniziano a distruggere tutto. Ortnith decide di affrontarli. È preparato, è armato. Gli manca una cosa sola: restare sveglio. Il nano lo aveva avvisato, ma dopo giorni di caccia si ferma, si sdraia e si addormenta. Quando apre gli occhi è troppo tardi. Il suo cane torna da solo alla rocca e da lì in poi cambia tutto. Un altro uomo ucciderà i draghi. Un altro uomo prenderà il suo posto. E la domanda resta: Ortnith è stato ucciso dai draghi o da quel momento preciso in cui ha pensato di potersi fermare?